Il rosario venerdì sera alle 21, il funerale sabato mattina alle 10. Nella chiesa di Corte di Piove di Sacco, la frazione dove Andrea Bellingardo viveva con la famiglia, i genitori Marina e Massimo, la sorella maggiore, le due nonne. Aveva 19 anni Andrea, una vita piena di progetti, a partire dall'apprendistato che avrebbe dovuto iniziare lunedì scorso nella falegnameria mobilificio di Brugine, dove aveva svolto il tirocinio. La sua vita si è spezzata poco dopo mezzogiorno di sabato scorso lungo la statale di C106, poco fuori la città di Pago, mentre rientrava da un periodo di vacanze in Croazia con altri 2 ragazzi e 4 ragazze residenti tra Piove di Sacco e Campolongo Maggiore. Un enorme dolore per la famiglia che si sta scontrando anche con le difficoltà burocratiche e amministrative, dalla fatica di ottenere il nulla osta per il rientro della salma alla mancanza tutt'oggi dei risultati dell'autopsia eseguita lunedì in Croazia. Tanti gli amici di Andrea pronti a dargli l'addio sabato mattina, amici che in questi giorni non hanno fatto mancare la presenza e il sostegno alla famiglia.